Amici bellini. Tommaso Allegretto, Allegretto, allora ci azzecca con il video, si parla di allenatori. Mentre tutti parlano io mi prendo, capito, un pochino di pausa e poi faccio il video poi dopo, ma poi sono video che invecchiano malissimo. Ora, prima di cominciare però io devo fare una cosa, a rischio che mi salta il video per copyright, non fa niente, l'arte è più importante, il rischio è più importante, lo faccio, vai. Oh, ma lei si balla e zombate con senza. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Insomma, amici miei, a parte gli scherzi, lasciate molti like a questo video perché potrebbe venire demonetizzato per questa stronzata che ho fatto. Vabbè, benvenuti a tutti i nuovi, iscrivetevi al canale. A proposito, vi devo dire una cosa, agli nuovi amici abbonati, sappiate che è nata l'emoticon nuova, dovete scrivere martedì. È martedì, lui il nome, ho deciso che è martedì. Martedì, tutto a posto. Ma si può dare il nome di un giorno? Io non lo so. Martedì, perché martedì? Perché è sempre martedì e perché, mo vi spiego anche come si ricollega. Gli abbonati di secondo livello mi lasciassero un commento sotto con il loro nome che avete su Telegram, così vi posso aggiungere al gruppo. Grazie a tutti per il sostegno, per il supporto, e andiamo a parlare di questa storia degli allenatori, perché io non ci vedo chiaro, ma fammi fare una richiesta. Fammi mandare, poi ho preparato un messaggio vocale, vediamo subito se riusciamo a farla. Volevo chiedere al mio inviato da Napoli, Fabio Versatile. Fabio, ma mi fai un recap degli allenatori che sono stati accostati al Napoli in questi giorni, in questi mesi in realtà? Vediamo se risponde subito, perché la domanda insomma è abbastanza importante e quindi aspettiamo. Ha risposto subito. Sentiamo. Ciao Ale, allora quelli che ricordo io sono De Zerbi, Galtier, Simone Inzaghi, Pippo Inzaghi, la riconferma di Gattuso, Sarri, Mazzarri, Allegri, Consensao l'ultimo, Dionisi, Italiano, Toto Cutugno, Oronzo Canà. Però sai che ti dico? Che tutti questi nomi che stiamo dicendo mi hanno fatto venire un po' sete. Ottimo Fabio, e tra l'altro potete trovare la tazza del Caffè Napoli 1926 sul mio sito fluido.net, ma non importa. Ragazzi, lo sapete perché ci sta tutta questa confusione? Allora, il fatto di martedì lo ricollego subito, ho fatto una chiacchierata con Guido, praticamente mentre gli raccontavo, Guido, ma veramente, ma la categoria non si vergogna non solo di dire fake news, perché è una fake news, ma di dirla con certezza, portando avanti un discorso di, allora, io ho sentito, so per certo che ha parlato De Laurentiis con Seisao, queste sono le cifre dell'accordo, eccetera eccetera, prendendo, capito, spiazzando gli altri che invece hanno detto no, quello è sicuro, Allegri è proprio, le ho sentiti io che hanno parlato al telefono, ho letto i contratti. La dovete finire, lo capite che la dovete finire, perché mandate al manicomio gli youtuber che fanno i video una continuazione. Io no, perché io non devo stare appresso alla notizia, io al massimo la devo commentare, ma quando è notizia, no, quando poi mi fate invecchiare i video vecchi. Io per fortuna mi sono tenuto così, ho detto sì, ho fatto una notizia quasi da convinto, però ho detto con 6 out subito, quindi l'ho presa io. Ma non si può fare così, dovete smetterla, anche perché se poi dite in ritardo, no? Il Corriere della Sera, il Corriere dello Sport parte pesante, dice è fatta, non c'è proprio dubbio che è fatta. Gli altri a ruota dicono sì, in effetti ho saputo, che quasi rammaricati rincarano la dose mettendo dettagli, facendo finta di sapere dei dettagli, e poi sentiamo le dichiarazioni di De Laurentiis a una radio portoghese. No, io non l'ho mai contattato. 2 sono gli scenari possibili e immaginabili. 1, non l'ha mai contattato.
E quindi fake news una dietro l'altra, spacciate per verità e per cose che per sentito di, perché poi io lo so, voi addetti ai lavori, voi chiamate i procuratori, magari il procuratore muove dei fili, magari qualche cosa l'ha saputo, ma sono i sondaggi alle volte così, o è questa, oppure se veramente è così, se veramente l'avesse contattato questo e un altro no, e un altro no che si accumula ai no, perché il discorso che ci hanno fatto è che nel momento in cui Gattuso è messo sulla graticola, nel periodo di crisi che non ha saputo gestire da Verona a Verona, sono arrivati parecchi no, altrimenti Gattuso non sarebbe stato l'allenatore del Napoli, saremmo andati in Champions facendo 44 punti con uno degli allenatori chiamati, Sarri, Spalletti, Allegri, tutti quelli che poi hanno detto di no, oppure non sono stati mai chiamati. Fate voi nei commenti, cioè voi nei commenti avete più dignità di dire so per certo, come l'amico Frank Lip che sta dicendo l'allenatore del Napoli è Sarri, lo sta dicendo per certo da una vita, benissimo, hai più ragione tu di Ciro Vererato, di Pedullà e di tutti, faccio nomi a caso perché qualcuno si è sbilanciato e qualcuno no. Pedullà per esempio ieri ci dice che Gattuso sarebbe stato l'allenatore della Juventus se il Napoli fosse andato in Champions al posto della Juventus. Perché devo parlare proprio di Juventus, signori? Perché l'attesa spasmodica che ci portiamo appresso in questi giorni e non sappiamo di che fine dobbiamo morire è legata alla Juve e dobbiamo capire il perché. Non perché la Juve muove i fili come all'epoca di Moggi, decidevano loro quale allenatore andare, mandare eccetera eccetera, facevano il calciomercato anche per gli altri. Non è tanto questo. In primis un'intuizione che ho io, che De Laurentiis è proprio è infatuato con gli agnelli, proprio li venera, li adora e aspetta, e se può dargli una mano gli dà anche una mano. Aspettano perché devono decidere loro che fine deve fare il proprio allenatore adesso, ma probabilmente anche la Juve deve aspettare perché c'è una riunione Exor da fare con gli azionisti e sapete che in queste riunioni si tirano le bombe di mercato per ringalluzzire gli azionisti, per far salire la borsa, per impostare un discorso per il futuro, per confermare Ronaldo oppure per dire il ciclo eccetera eccetera, una serie di discorsi. E poi, perché notizia anche di ieri, rimbalza questa storia della UEFA di Ceferin che dovrebbe poi punirli, e quindi qualcuno mi scrive ma è mai possibile, veramente è possibile che noi andiamo in Champions così? Ragazzi, non è detto, perché dipende, uno, se la UEFA ha la forza di punire, non è che puniscono solo la Juventus, devono punire il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus, il che è un po' diverso perché la UEFA può fare a meno della Juventus che nelle ultime Champions League non è che abbia dato tanto, ma la Real Madrid è un attimo un discorso un po' diverso. Nel momento in cui poi le punisci e le escludi, loro possono provare a farsi il torneo alternativo. Che se fanno? Triangolare? No, chiameranno qualche altra squadra, a questo punto quelle altre squadre se ne escono dalla Champions League, diventa un macello a catena, corsi, ricorsi, cause, milioni di euro, di dollari, insomma non è facile. Ecco perché tutto deve slittare, riunione Exor, dopodiché probabilmente questa decisione di Ceferin potrà essere presa dopo la finale della Champions League, quindi ecco perché stanno tutti là, Allegri che aspetta il Real Madrid, Zidane che non sa, capito, mi affaccio alla Juve, ma la Juve con la Champions o senza Champions, Inzaghi non sa se deve se deve anche lui firmare con la Lazio perché probabilmente anche lui ha una speranzella di rientrare nel discorso Juve, i rumori che arrivano, che entrano nelle finestre, chi altro c'è più che è appeso? Conte rimbalza la notizia di Conte, ieri hanno scritto Conte al Napoli, ma ecco qua, e quindi fa troppo ridere questa situazione qua, e io ne sparo anche io una, se è vero che De Laurentiis ha detto no, we want an Italian guy, non ci hanno detto tutti quanti di no, e quindi quegli altri profili, Galtier che resta in piedi eccetera eccetera, no, pare che vada al Nizza, quindi nella giornata di ieri tutti, e poi è stato confermato che Gattuso ci ha messo 5 minuti per trovare la squadra. Il Napoli deve un po' aspettare gli eventi, non c'è chiarezza, non c'è sicurezza di niente. La verità
è che probabilmente, visto che ho fatto un paio di riflessioni, è italiano l'allenatore, voi direte italiano dello Spezia, no, allenatore italiano che sta cercando il Napoli e che probabilmente toglie da mezzo a un imbarazzo gli Agnelli è Andrea Pirlo. È uno dei maestri, ragazzi. Se non è Pirlo è Giampaolo. Se non è Giampaolo ne è un altro di questi qua. Potrebbe essere. Sapete perché? Perché Pirlo ha un contratto di 2 anni. Quindi De Laurentiis prende Pirlo, allenatore. Vi dico già le parole dei giornalisti. Ad ADL è piaciuto molto Andrea Pirlo nel momento della crisi che c'è stata nella Juve, ha saputo gestire bene la crisi e alla fine ne esce vincitore con 2 trofei vinti e la qualificazione in extremis in Champions League, quindi un grande esordio per Andrea Pirlo. Queste sono le parole. ADL avrebbe apprezzato molto e quindi c'è intesa totale sul progetto e sulle cose qua. Fondamentalmente gli fai risparmiare un ingaggio alla Juventus che ancora deve finire di pagare a Sarri e dovrà poi ricominciare da capo in Champions, in Superlega, non si sa, con Ronaldo, senza Ronaldo, non si sa. Questa è i miei 4 centesimi. Poi potrebbe essere chiunque, potrebbe arrivare anche Dionisi, potrebbe non essere assolutamente un italiano, potrebbe essere un bleffone e arriva un altro nome che nessuno ha fatto. Vi ripeto, non date per certo niente, né con De Laurentiis né con questi giornalisti che le sparano tutte e prima o poi una la beccano e si atteggiano pure, dice avete visto? È come vi avevo detto io. Non è così, non può funzionare così, quindi di conseguenza noi, anche se facciamo un video appresso alla, anche se io resto live 24 ore, comunque sbaglio, perché commento qualcosa data per certa che invece certo non lo è. Da New York Valero Fluido è tutto, stasera verso le 8:20, non ne sono sicuro, quindi iscrivetevi al canale Telegram per sapere di preciso, dovrei essere ospite di Radio Kiss Kiss Napoli con Marcello Calvano e quindi vedremo di parlare di tutte queste situazioni anche sulla radio. Vi abbraccio. A proposito di copyright, non so se lo posso postare domani, chiederò. Quello poi alla fine non ha spiegato il fatto del martedì. Cioè, martedì in quanto una cosa. Avete capito voi? Quello viene sicuramente Spalletti. Montella No, non parla. di Francesco forse con Martedì Inzaghi. come fake news, perché noi diciamo che è martedì, ma in realtà non è martedì. Si vedono i capelli, si vedono pure le mani, si vede. Vabbè. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè? mi ricordo come mi chiamo,